Supporto nell'esecuzione dei tamponi da parte dei militari dell'esercito e trasferimento del Covid Point H24 dalla sede di Via Girardi alla più spaziosa casa del volontariato di Via Svezia. Sono queste le principali novità emerse questa mattina nel punto stampa con l'ULSS 4 Veneto Orientale. Sì, l'esercito ha messo a disposizione una squadra, un medico e degli infermieri che aiuteranno il nostro personale a fare i tamponi alla popolazione e sarà allocato qui a San Donà di Piave nell'H24 in via Girardi fino a questa settimana e dalla prossima settimana nella casa delle associazioni che ci ha messo a disposizione il Comune di San Donà. A supportare il personale dell'ULSS 4 sarà dunque una squadra di 7 militari della caserma Capitò di Portogruaro, formata da un medico, 2 infermieri e 4 movieri, con operatività dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14. Sul fronte dell'andamento dell'epidemia, invece, la situazione non sembra destare particolari preoccupazioni. Ma diciamo che in questo territorio in questo momento non assistiamo a grandi numeri di infezioni. Siamo a 794 persone infette su una popolazione di 228.000 abitanti, quindi lo 0,3%. Solamente il 4% di questi 794 persone sono ricoverati, quindi circa 35 persone, e di queste 35 persone solo 3 in terapia intensiva. Sono dati veramente buoni che dobbiamo mantenere assolutamente con la collaborazione della popolazione che in questo territorio si sta comportando veramente bene e con l'attività dei medici, degli infermieri, di tutta l'azienda sanitaria che sta lavorando veramente moltissimo. Il nostro obiettivo è che questi numeri non salgano per non dover diminuire l'attività ordinaria ospedaliera e quindi il numero di interventi chirurgici, il numero di visite specialistiche, ma proprio continuare l'attività ordinaria pur garantendo a tutti una buona cura del Covid attraverso i posti letto che abbiamo preparato ancora a suo tempo presso il Covid Hospital di Jesolo, grazie alla collaborazione poi della Casa di Cura Rizzola, grazie alla collaborazione delle altre strutture che ci prestano posti letto in caso di esigenza, che però per il momento per fortuna non c'è.